Il destino della seconda linea del tram, il SIR 3 che collegherà Volta Barozzo alla stazione, viene lasciato in eredità al successore di Arturo Lorenzoni a Palazzo Moroni, un progetto che fin da subito ha diviso la città e dove sono sorti comitati contro la realizzazione dell'opera. Ora il comitato Norotai e Volta Barozzo si augura che il nuovo componente della giunta sia pronto ad ascoltare le loro istanze. Diciamo che ci aspettiamo che arrivi qualcuno con competenza e anche con comprensione, cioè perlomeno che ci sia un interlocutore che possa ascoltare anche le nostre ragioni, visto che Lorenzoni le ha sempre viste come una rottura di scatola. Il comitato di residenti del quartiere di Volta Barozzo non è clemente con Lorenzoni nemmeno nel momento del saluto. Non è che ha portato qualcosa di innovativo alla città di Padova, ha portato un progetto che è stato costruito nel 2003, pensato prima ancora negli anni 90, ma ha portato un progetto che nasce già vecchio. Tra i successori più papabili alla mobilità si fa il nome di Andrea Aragona, attuale presidente di Bus Italia Veneto ed ex presidente di Lega Ambiente Padova, di certo grande sostenitore del tram. Ma non si è dialogato finora e dubito si potrà farlo in un prossimo futuro, cioè un assessore comunque con un assessorato pesante quale sia la mobilità dovrebbe comunque sentire cosa ne pensano i cittadini e anche che impatto può avere tra di loro questo mezzo che appunto abbiamo sempre contestato. Il rapporto con i cittadini, come ha sempre insegnato Coalizione Civica, dovrebbe essere di un'accoglienza diffusa di vari, cioè un contatto diretto con i cittadini.